Appassionati di hockey, in diretta dal Palatori, 17ª giornata, campionato nazionale Serie A2, fase regolare 25-26, incontro Hockey Sarzana Scandiano. Dirigerà l'incontro il signor Franco Ferrari di Viareggio, al tavolo Matteo Righetti di Sarzana. Si aspetta la scelta del campo da parte delle due formazioni e poi l'inizio dell'incontro. Sarzana in casacca grigio, bianco grigio e lo Scandiano in maglia rosso-blu. In pista, ora vedremo il quintetto iniziale in pista: Giovanni Beretta per l'Hockey Sarzana e Enrico Mariotti per lo Scandiano. I portieri Alessio Perroni per il Sarzana e Mattia Taiti per lo Scandiano. Perroni con l'1, Taiti col 35. Poi vedremo gli altri componenti delle due formazioni in pista, gli altri 4 giocatori per ogni formazione in pista, schierati dai rispettivi mister. Capitani Matteo Pistelli per il Sarzana, Lorenzo Barbieri per lo Scandiano. Taiti si appresta ad andare in porta, vedete inquadrata ora la panchina sarzanese. Barbieri, Stefani, Taiti, Tognacca e Uva per lo Scandiano, formazione diciamo tipo dello Scandiano. Il Sarzana risponde con Andrea Peroni, Alessio Lavagetti, Lorenzo Angeletti e Matteo Pistelli, idem con patatine fritte. Tutto è pronto, sta per iniziare l'incontro. Valido per la 17ª giornata. Scandiano, Tognacca, poi da fuori va ancora il Sarzana con Angeletti, Lavagetti sul centro, Perroni Andrea con il 46, Matteo Pistelli capitano, poi Alessio Perroni che sparacchia in avanti, va al recupero della pallina comunque il Sarzana, ma poi recupera lo Scandiano che riparte in avanti con Tognacca a ritroso, poi se ne va verso la porta ancora Tognacca, era Stefani precedentemente, ancora Tognacca, poi Barbieri, Uva, Stefani, Tognacca sul centro, la riconquista, tutto regolare, la pallina va al Sarzana, Andrea Peroni, in questo momento playmaker difensivo, Andrea Peroni, Lavagetti, Pistelli, ancora Lavagetti, Peroni, la tiene più del tempo Sarzana, Angeletti, Pistelli, recupera Stefani per Scandiano, Tognacca perde la pallina, poi la recupera in seconda battuta su Pistelli, ancora Tognacca, poi recupera Sarzana con un indomito Angeletti,
e riparte la formazione rossonera di Giovanni Beretta in avanti. Angeletti chiude Uva, recupera ancora Angeletti in mezzo per Perroni, recupera la formazione dello Scandiano con Stefani, poi Uva chiude Alessio Perroni alla grande. Dopo 2 minuti, prima occasione per lo Scandiano della gara, ancora Perroni sul centro per Sarzana, Pistelli a lato della porta reggiana, ancora Pistelli, Pistelli ancora, si porta a spasso un paio di avversari, poi conclusione di Angeletti debole, chiude Tahiti. Poi c'è una punizione per lo Scandiano, già battuta, prontamente rilevata da Franco Ferrari di Viareggio. Ancora Uva, Stefani alla meglio, Angeletti, poi Stefani seconda battuta, chiude e riparte Scandiano, Uva in mezzo, chiude Perroni alla grande, Pistelli, continui capovolgimenti di fronte, Pistelli chiude Tahiti, la bomba di Pistelli. Prima conclusione pericolosa del Sarzana con Matteo Pistelli, dopo 2,56 dall'inizio del tempo, qui dal Palatori. Un gioco a 2, recupera la formazione con Barbieri, ospite, poi Stefani chiude il Sarzana, recupera ancora Barbieri, indomito. Barbieri in mezzo, chiude Perroni su Stefani. Perroni Andrea ora, Pistelli chiude Tahiti. Uva, sboglia la matassa ancora a difesa rossonera, Lavagetti, Pistelli in mezzo, chiude Uva, riparte Scandiano con Stefani, conclusione di Barbieri pericolosa, poi c'è un fallo ai danni di Andrea Perroni da parte del capitano Barbieri, già battuta Lavagetti, Pistelli, chiude Tahiti, va a recupero Angeletti per Pistelli, da fuori, chiude ancora Tahiti appostato sul palo di sinistra della propria porta, ancora Uva che spesso retrocede dal manforte ai compagni, recupera ancora Sarzana, Angeletti se ne va, poi c'è un fallo ancora per il Sarzana. Lavagetti, Perroni, Angeletti, Pistelli, Perroni, Lavagetti, Pistelli, dietro la porta di Tahiti, ancora Pistelli, in mezzo, chiude Stefani su Angeletti, alla meglio Stefani che riparte in azione di rimessa per Scandiano, Stefani in mezzo, poi non arriva l'appuntamento a Tognacca, in controtempo Tognacca non è riuscito a deviare tu per tu con Alessio Perroni. Dopo 4,40 dall'inizio del tempo il punteggio ancora 0-0 qui dal Palatori di Sarzana. Tognacca, Uva, Tognacca, punizione per la formazione rossonera. Ancora Pistelli, trova Lavagetti, finta la conclusione, Perroni, ancora Angeletti, la tiene Sarzana, Pistelli, Perroni, poi alla meglio Stefani, in avanti in una zona dove non c'è nessun compagno, recupera Lavagetti, da fuori Lavagetti, chiude Tahiti e la palla poi ha un rimbalzo ma lo supera esternamente alla porta, se no la pallina sarebbe entrata dentro. Barbieri, Uva, riparte Scandiano, Stefani, Tognacca, da fuori chiude Alessio Perroni, tutto regolare, Pistelli, riparte Sadani in avanti, Lavagetti,
Angeletti. Angeletti a lato di Tahiti. Ancora il Sarzana con Pistelli per Angeletti, ma la pallina sfila via e recupera Tognacca. Stefani in mezzo, pericoloso lo Scagnano con Barbieri, chiude il Sarzana. Pistelli impegna severamente Tahiti centralmente. Ancora Uva, riparte Scandiano, ora 3 contro 2 e grande Perroni su Barbieri, Alessio Perroni, poi Pistelli ci mette una pezza a Tahiti, a colpo sicuro Pistelli. Bella gara qui al Palatori. Perroni, Angeletti, continui capovolgimenti di fronte, Lavagetti, Pistelli, Perroni, ancora Perroni da fuori, ci mette il guantone Tahiti, Pistelli, insiste Sarzana ancora, a ricerca della rete del vantaggio, Pistelli, ancora al schiaccio di Pistelli al lato di Tahiti, ma ci ha provato il capitano rossonero, riparte Stefani per Scandiano, Barbieri, Uva, Tognacca, poi recupera Sarzana, ancora con Pistelli, Perroni, Pistelli, in mezzo per l'Angeletti davanti a Tahiti che chiude millimetricamente la conclusione dell'Angeletti, vicino alla rete Sarzana. Ci ha messo la massa a Tahiti, ancora lo Scandiano, Tognacca, Uva, Stefani in mezzo, riparte Sarzana, Pistelli, Angeletti. Ora lo Scandiano, Barbieri, centrale debole, non ha difficoltà a chiudere Perroni. Lavagetti, Pistelli, punizione per lo Scandiano. È entrato Andreani intanto nelle file rossonere, ha rilevato Capitan Pistelli. Tognacca, ex di turno, Stefani, punizione per Scandiano, ancora Stefani, Barbieri, capitano, Tognacca, finta la conclusione, poi trova Uva, Stefani sul centro, controllo difettoso ma riesce a recuperare, Barbieri da fuori, Lavagetti, Angeletti, Perroni, Angeletti, riparte Scandiano, Stefani, poi Tognacca, alla meglio Angeletti, poi chiude Uva in replicamento difensivo, Stefani chiude Alessio Perroni, Andrea Perroni, Lavagetti, da fuori, ancora Lavagetti centrale, Tahiti, la prima conclusione è stata ribattuta da Tognacca, ancora Barbieri per lo Scandiano in avanti, Uva, Stefani, ancora Uva, Stefani, da fuori accompagnato, chiude Alessio Perroni,
10:30 dall'inizio del tempo, 0-0 il punteggio tra Occhi Sadana e Scandiano. Uva a lato, poi Alessio Peroni e c'è il time out, ci mette una pezza. Quando sono trascorsi 10:35 dall'inizio del tempo, il punteggio è ancora 0-0 qui dal Palatori. Inquadrata ora la panchina rosso-nera di Giovanni Beretta che dà istruzioni. Ha aumentato leggermente la presenza del pubblico sulle tribune. (14:25) al termine del primo tempo effettivo, 25 minuti effettivi nell'hockey come nel basket. Angeletti, Pistelli, ancora Angeletti, la tiene Sarzana, Perroni, Pistelli rientrato in pista, Andreani dietro la porta di Tahiti, ancora Andreani, in mezzo Angeletti, perso l'attimo, recupera la pallina su Perroni, ancora Angeletti, è uscito nel frattempo Lavagetti nelle file rossonere, Perroni da fuori, recupera Scandiano con Uva, Stefani, Uva ancora, trova a sostegno Barbieri, poi perde la pallina il nuovo entrato dello Scandiano Bozzetto che ha rilevato Tognaca in pista con il 16. Peroni riceve da Pistelli, anzi si ripete la punizione, Perroni, Pistelli, in avanti, Andreani, sul centro, Andrea Perroni, Pistelli, serve il piazzamento Pistelli, la tiene più del tempo, poi in mezzo per Andreani, punizione per lo Scandiano, fallo di Andreani, Stefani, Barbieri, la tiene ancora Scandiano, Uva, Stefani, poi anticipo di Angeletti, si oppone Tahiti, Stefani, che la tiene ancora, Stefani, Uva e Alessio Perroni chiude, pericoloso lo Scandiano ora, Barbieri insiste, Uva, poi Angeletti, Tahiti, così sempre centrale la conclusione. Pistelli, Peroni. Da fuori ancora Tahiti, ci mette una pezza. Peroni ancora. E ancora Tahiti. Insuperabile ora per ora il portiere dello Scandiano. Abbiamo Stefani ora in avanti per Bozzetto,
Poi va il recupero, seconda battuta Uva. Autentico spauracchio, recupera Sardana con Andreani. Angeletti. Litiga un po' con la pallina, poi la tiene. Pistelli. Alza e schiaccia di Pistelli. Punizione per Sardana. Dopo 13,25 dall'inizio del tempo il punteggio è ancora 0-0. Perroni. Barriera ai 3 metri. Questa volta rispettati. Perroni. Intanto c'è un po' di scaramucce davanti a Tahiti. Interviene Ferrari prontamente. C'è un po' di elettricità davanti al portiere dello Scandiano. Perroni, Pistelli. Poi la pallina si impenna, va a recupero la difesa rossoblu. Stefani. Barbieri. In avanti, Uva. Impegna Alessio Perroni, ancora Pistelli. Lavagetti, tutto regolare. Andreani, Lavagetti. E la palla vicino alla linea di porta, non vuole entrare. Numero di Lavagetti. Chiamate Roma 3-1-3-1. Ancora Perroni. Famosa trasmissione degli anni 80. Perroni, Lavagetti, Pistelli, Andreani. Ancora Lavagetti, ci prova da fuori, chiude Bozzetto, poi doppia conclusione di Andreani ribattuta da Tahiti. Uva fanno buona difesa le due formazioni, ha dato la conclusione di Bozzetto, ma ci ha provato. Andreani, Lavagetti, Pistelli, poi la pallina va dalle parti di Bozzetto che trova Uva. Bozzetto ancora, riprova lo Scandiano, Uva. Poi Barbieri, conclusione, ribatte Alessio Perroni, poi Andrea Perroni, riparte Sardana in avanti. Fallo su Pistelli. A 9,45 dal termine del primo tempo, 0-0 il punteggio, non si sblocca. Perroni, Vanello in pista, Lavagetti, ha rilevato Andreani, Vanello. Lavagetti, Vanello con il 9. Ancora Pistelli. Vanello cerca, ma la pallina non viene controllata adeguatamente. Punizione per lo Scandiano. Con Barbieri. Sull'esatto punto dove si è presa l'azione. Bozzetto, Barbieri. De Stefano in pista con i 73 per Mariotti. Bozzetto, chiude Vanello. Pistelli. In avanti, Lavagetti, Pistelli. Partita a scacchi, Perroni, chiude Tahiti. Pistelli in buon recupero sui difensori dello Scandiano. Vanello, la tiene ancora Sardana. Più del tempo, Pistelli ci prova ancora, c'è una deviazione. Si riparte ancora con Sardana, con Perroni. Pistelli. Punizione per lo Scandiano.
Bozzetto, De Stefano, anzi è Toniacca, è rientrato in pista. De Stefano, Toniacca, chiude Alessio Perroni sul tiro a botta sicura di Toniacca, poi recupera Pistelli. Perroni, chiude Tahiti, poi Pistelli, chiude De Stefano, Toniacca, Barbieri, Bozzetto, a lato, un tentativo dello Scandiano, Toniacca. Punizione per Scandiano. Toniacca Pistelli, Lavagetti, recupera Scandiano, Toniacca, De Stefano, Barbieri, ancora Perroni, poi Perroni Andrea, Angeletti, Pistelli, Perroni Andrea, chiude Tahiti, palla nitida per Sarzana. E qui c'è un blu per Sarzana. C'è un blu per Sarzana, per Angeletti. Non c'è il tiro diretto, punizione per Scandiano a 7:07 dal termine del primo tempo. Uva, Toniacca, Uva, play. Power play per Scandiano. Uva, chiude Alessio Perroni. Uva, Barbieri, Toniacca, Barbieri, Uva, Toniacca, Uva, scivola Pistelli, Uva, Barbieri, Stefani, Uva, Barbieri, Stefani, Uva, in mezzo chiude Lavagetti, time out. 5-5-5 al termine, 5:55 e ancora 0-0, la gara non si sblocca. Tanto rivediamo alcuni replay del nostro regista con Alessio Perroni sugli scudi, poi ora è l'occasionissima di Perroni davanti a Tahiti che chiude alla grande. Guardatelo la panchina dello Scandiano.
col mitico Enrico Mariotti in panchina, campione di hockey a tutti i livelli. Enrico Mariotti. Pagherà il caffè, pagherà il caffè. È vero o no? Stefani, Uva, Tognacca, Uva, Barbieri, Stefani, ancora power play per lo Scandiano, siamo alle battute della scadenza di 2 minuti. Stefani, Uva, in mezzo, poi Tognacca chiude Alessio Perroni, ingaggia 2 tra le applaudi del pubblico di Fede Rossonera. Ancora il rossoblu, Barbieri, rete! Barbieri la sblocca con un tiro da oltre metà pista, imparabile per Alessio Perroni, a 5:24 dal termine del primo tempo, 0-1. 19:36 Barbieri. Perroni. Ha sfruttato il power play scandiano. Ravagetti, Perroni. Pistelli. Ristabilita la parità numerica, entrando di nuovo in pista Angeletti da fuori a lato della porta di Tai. Rete! Andrea Perroni sbuca, improvvisamente trafigge l'insuperabile Tahiti, pareggio. A 4:56, nel giro di 20 secondi Sardana ha riequilibrato la gara. Qui dal Palatori. Andrea Perroni, 20:04. Pistelli, Ravagetti, Pistelli da fuori, poi Perroni su un rinvio maldestro di Uva davanti a Tahiti, ancora Sardana pericolosi in avanti, Stefani, Tognacca, Uva si infiamma nel finale di tempo la gara, Tognacca da fuori, nulla di che, Perroni, Ravagetti, Angeletti, per Pistelli, ora la tiene Sardana, ha preso vigore dopo il pareggio, Angeletti, tentato la soluzione in diagonale, che spesso gli riesce, Uva, Tognacca De Stefano, da fuori, a lato di Alessio Perroni, poi si addormenta Andrea Perroni, va sulla pallina Barbieri, Tognacca, in mezzo, ma non c'è nessun compagno. Pistelli, Ravagetti, Perroni, Pistelli, Perroni, ancora Pistelli, poi Ravagetti, Angeletti, predominio territoriale sarzanese, Angeletti, Pistelli, 2:45 al termine del primo tempo, Pistelli, Angeletti, Perroni, autore della rete del pareggio Sardana, Pistelli, chiude Tahiti.
ancora Pistelli, Lavagetti, Pistelli, Lavagetti chiude un indomito Barbieri, poi in mezzo chiude Sarzana con Alessio Perroni, tutto regolare, Andrea Perroni, Lavagetti, Angeletti a lato della porta di Tahiti e time out a 1,58 dal termine. Data la panchina rosso-nera, si discettano i giocatori, grande dispendio di energie in pista. Uva, De Stefano, Barbieri, ancora Uva che litiga con la pallina, anzi Toniacca, che litiga con la pallina, recupera De Stefano, Toniacca, da fuori a lato della porta sardanese, poi Peroni ha chiuso su Barbieri, De Stefano, Uva, chiude Alessio Peroni, Angeletti, Pistelli, Lavagetti, Pistelli, ancora Pistelli, Angeletti, Pistelli, poi la pallina va a De Stefano, Uva, Barbieri, Peroni, Pistelli, Angeletti, per Pistelli, in controtempo, Barbieri, poi ci prova Uva e si va al primo tempo 1-1 qui dal Palatori. A risentirci dopo l'intervallo. Termina il primo tempo da Sardegna.
Sarzana.
Altri che missione quella là che è andata diretta dal Palatori per la ripresa delle operazioni Sarzana Scandiano. Si accerta che tutto a posto l'arbitro Franco Ferrari di Viareggio. Punteggio del primo tempo 1-1 per le reti di Barbieri e Perroni. Andrea Barbieri lo stesso ora sulla pallina. Bozzetto in avanti, la squadra di Enrico Mariotti, Tognacca, Barbieri, Stefani, Barbieri ancora, da fuori, devia Alessio Peroni sul palo, occasione per Scandiano, in apertura di ripresa, pericolosissima, Bozzetto chiude Andrea Peroni, Angeletti, Pistelli, e ci mette il guantone Tahiti, a colpo sicuro Pistelli. Ancora Angeletti, poi va a recupero Stefani. Stefani ancora, la tiene, trova Barbieri a sostegno. Ancora Barbieri in avanti per Tognacca, la pallina sibile il palo di Alessio Perroni. Barbieri, Bozzetto, Stefani. Ha iniziato di gran carriera lo Scandiano il secondo tempo, Pistelli. Peroni, Lavagetti, Pistelli. Pistelli ancora, viene chiuso, poi va al recupero Perroni, ma la meglio lo Scandiano con Tognacca, Bozzetto, in mezzo manca la conclusione Stefani, Pistelli. Manca la conclusione volante Stefani, a Lavagetti, Pistelli. La tiene più del tempo Sarzana, Angeletti, Peroni. Chiude Tahiti, sul tiro accompagnato di Peroni. Stefani, in avanti. Tognacca, che cerca un numero. Angeletti, poi era meglio Stefani. Ah, conclusione debole di Bozzetto, che è stato servito impeccabilmente davanti ad Alessio Perroni. Angeletti, Pistelli, Lavagetti, chiude Tahiti, Bozzetto, Stefani, che viene chiuso da Perroni, poi Angeletti, triplicato di marcatura Angeletti, Stefani, anche Stefani quasi triplicato, Pistelli, riparte Sarzana in avanti, Angeletti, Lavagetti, pardon, Tognacca, Stefani, chiude Perroni alla grande, Pistelli, scalda i guantoni a Tahiti,
Pistelli, poi ancora lo Scandiano ora, 3 contro 2, chiude Alessio Peroni su Tognacca, Angeletti, pericolose pause della formazione sarzanese che rischia la capitolazione. Con Stefani che si è presentato davanti ad Alessio Peroni. Pistelli, chiude Tahiti, Tognacca, Barbieri, punizione per Sarzana, Perroni, Angeletti, Lavagetti, Pistelli, Angeletti, Perroni, da fuori, chiude Bozzetto, Barbieri, chiude Alessio Peroni, poi ancora Andrea Perroni, Pistelli, Angeletti, Pistelli, Perroni, Angeletti, chiude Tognacca, tutto regolare, Angeletti, chiude Tahiti, poi Stefani, Tognacca, ora la partita sembra avere una pausa di riflessione tra le due squadre in pista, Bozzetto, Tognacca, chiude Alessio Peroni, poi Andrea Peroni, Pistelli, a ritroso su Lavagetti, Pistelli ancora, finta la conclusione, Angeletti, sul centro, in avanti, Lavagetti, è chiuso dallo Scandiano, Peroni, scivola Peroni, tutto regolare, Lavagetti, Peroni, Lavagetti ancora, poi riparte Barbieri, Bozzetto che la spreca, Angeletti, rete! Angeletti, imparabilmente trafitto Tahiti, 5,57 Angeletti, 2-1 per Sarzana. Si è sbloccato Angeletti, rivediamo nel replay, imparabile per Tahiti. Bozzetto, Stefani, ha ribaltato la gara Sarzana da 0-1 al 2-1, quando mancano ancora 18 minuti al termine della gara. Bozzetto, è ancora lunga la contesa, è rientrato in pista Uva per Enrico Mariotti, Bozzetto, poi Angeletti, autore della rete, che si diristica tra un numero di avversari, Angeletti, ancora Peroni, di nuovo in pista Andreani per Sarzana,
Tognacca, Tognacca per Stefani, ancora lo Scandiano e Alessio Peroni sulla conclusione a botta sicura di Stefani. Angeletti chiude Tahiti questa volta, ancora Angeletti e Tahiti stavolta si salva. Uva in mezzo, tutto regolare. Peroni, partita piacevole. Andreani, Angeletti. Grande prova di Angeletti, Peroni, chiude Tahiti. Ancora Andreani, la tiene Sarzana. Angeletti. Uva. Bozzetto, Uva. Dietro la porta di Alessio Peroni, Uva. Trova sostegno Bozzetto. Chiude Alessio Peroni. Poi Lavagetti. Angeletti, Andreani. Numero di Andreani, Peroni. Numero di Andreani con la stecca, Lavagetti. Andreani. Angeletti. Peroni in mezzo per Andreani, a memoria. Ancora Sarzana, Angeletti, Sparacchia maldestramento in avanti. E la consegna allo Scandiano. Tognacca. Time out. In pista anche Busani per lo Scandiano. Quando sono trascorsi 10 primi e 07 dall'inizio della ripresa, 2-1 per la formazione sarzanese. Intanto il Bassano ha pareggiato in A1 con il Giovinazzo 1-1, era sotto di una rete, mentre Castiglione in casa 1-3 a favore degli ospiti del Centro Giovani Calciatori Viareggio. Peroni sulla pallina. Andreani, immagine suggestiva del nostro cameraman con Angeletti dietro la porta con il 24, candid camera. Infatti pensavo fosse un intruso lo spettatore in pista. Punizione per lo Scandiano intanto, Bozzetto, Busani, Bozzetto, Uva, ancora Busani, da fuori, chiude Alessio Peroni, ancora insiste lo Scandiano, ricerca del pareggio, con Tognacca all'atto della porta sarzanese. Angeletti, l'autore della rete del vantaggio rossonero di Giovanni Berretta. Lavagetti, Peroni, Angeletti,
fa vedere Andreani, che crea scompiglio nelle maglie difensive dello Scandiano. Ancora Lavagetti da fuori, Andreani, poi riparte lo Scandiano, Uva in mezzo, palla sfila via dalle parti di Toniacca, recupera Sarzana con Angeletti in ripiegamento difensivo per Perroni, ancora Sarzana, Lavagetti la tiene più del tempo, Angeletti, Lavagetti, ancora Perroni, Andreani, tutto regolare, poi Andreani litiga con la pallina, colpo insensato proveniente non si sa da dove, sicuramente una stecca contro la ricensione della pista, ancora lo Scandiano con il Capitan Barbieri, no era Toniacca, Barbieri, da fuori impegna severamente Perroni, centralmente, Lavagetti, (12:27 al termine). Osserva Giovanni Beretta dalla panchina con un interesse alla gara. Non potrebbe fare altrimenti. Lavagetti, Angeletti. Poi recupera sul centro lo Scandiano. Toniacca, Barbieri. Chiude Alessio Perroni che ha abbandonato la linea di porta. Visto che la difesa sardanese è rimasta immobile. È andata a chiudere su Barbieri, lanciato diciamo a rete. Uva, rivedremo, la pallina non è entrata, dice Ferrari di Viareggio, rivedremo. Nel replay poi la pallina non è entrata per questione di millimetri, dicasi millimetri. Andreani, Perroni, Lavagetti, Perroni, Angeletti, in mezzo, chiude, ancora la prova Sarzana insiste, con lo Scandiano tutto chiuso all'indietro, Lavagetti da fuori, Tahiti ci mette una pezza, poi Andreani, ancora Tahiti, si è opposto, poi Lavagetti, ancora Tahiti, bombardato il portiere dello Scandiano, Busani in mezzo, chiude Perroni alla grande, stavolta è rimandato Scandiano sulla difesa sardanese, poi Angeletti, poi Perroni chiude Tahiti, si infiamma la gara a 11 dal termine, Barbieri, sta fuori a lato della porta sardanese, Pistelli, Andreani ingaggia una lotta acerrima con Busani, alla meglio Andreani, alza e schiaccia, chiude Tahiti, poi Uva ha ricevuto da Toniacca, ancora Toniacca, chiude Pistelli, riparte Sarzana, Pistelli per Angeletti che perde l'attimo. Con Angeletti, Pistelli, Pistelli, poi recupera la pallina Barbieri,
Ancora lo Scandiano con Uva e time out. Tognacca, rete, pareggia lo Scandiano. Tognacca 2-2 tra Sardana e Scandiano. Tognacca 9:41 dal termine, l'ex di turno ha pareggiato su tiro diretto dopo le reti di Perroni e Angeletti per Sardana e Barbieri. Tognacca 2-2 in diretta tra Scandiano e Sardana per la 17ª giornata del campionato di Serie 2, fase regolare 25-26, girone B. Ancora Sardana, Angeletti, Perroni, Pistelli, da fuori, rete! Pistelli trafigge Tahiti e riporta Sardana in vantaggio a 9:14 dal termine. Il capitano indomito Matteo Pistelli. 3-2, partita infinita tra Sardana e Scandiano. Qui dal Palatori di Sardana. Rete bellissima di Pistelli. Angeletti, ancora Tahiti. (3-2), in pochi secondi ha ribaltato di nuovo Sardana la gara. 9:04. Botta e risposta. Tognacca per il 10° fallo, poi Pistelli ha ristabilito la situazione di vantaggio per Sardana. Ingaggio a 2, alla meglio Stefani, poi recupera Angeletti. Pistelli. Palo clamoroso di Andreani a portiere battuto vicino al 4-2 Sardana. Uva, ma c'è ancora tempo, tanto tempo da giocare, no? 8:38 al termine. Uva, punizione per Scandiano. Ancora Barbieri, tutto regolare. Uva ha perso la massa a Barbieri, la stecca, recupera in seconda battuta Uva. Sfumata l'azione offensiva dello Scandiano. Ancora Uva in mezzo, chiude Sardana, Pistelli, Perroni. Gioca più d'esperienza la formazione sardanese. Lavagetti, non c'entra lo specchio della porta, con Tahiti già controtempo. Ancora Pistelli, tutto regolare. Uva, chiude Perroni. Ancora Uva, Stefani, Perroni. Angeletti. Rallenta ad arte l'azione Sardana. Angeletti. Poi ancora Scandiano con De Stefano. Barbieri. Da fuori a lato della porta sardanese.
e time out a 7:04 dal termine. Conduce la formazione rossonera di Giovanni Beretta 3-2. Guardatelo la panchina di Enrico Mariotti. Che si prodiga di consigli. Riparte l'azione, ingaggio a 2. Tognacca, Barbieri, ancora Barbieri che ha ricevuto da Stefani, Uva, Stefani, Barbieri, a recupero Lavagetti, Angeletti, Pistelli, Tognacca, poi a lato clamorosamente ancora Barbieri, poi Angeletti. (6-0-1). Pistelli, punizione per Scandiano, fallo di Pistelli alla balaustra, anzi ingaggio a 2. Stefani, in controtempo Tognacca, Uva in mezzo, poi Stefani chiude Perroni, ancora Perroni, insiste lo Scandiano con Stefani, Perroni, Andrea, l'altro Perroni Alessio il portiere, fallo su Lavagetti di Barbieri. Fa ripetere Ferrari, Pistelli, 5 minuti al termine, qui dal Palatori di Sarzana, Lavagetti conduce la formazione rossonera 3-2, Angeletti, Perroni, non riesce a portare a 4 le reti Sarzana, Barbieri, poi ancora Sarzana, Perroni, Lavagetti, Angeletti, Lavagetti, niente da fare, non vuole entrare la pallina della quarta rete. 2 occasioni nitide per Sarzana. Stefani, 4:20 al termine, Tognacca, l'ex di turno, Stefani, tiro accompagnato, Alessio Perroni non ha difficoltà a ribattere, recupera ancora Stefani, per l'Ossoblu Reggiani, Tognacca, poi Perroni,
time out. Tanto c'è per le terre Lavagetti, ma si doveva riprendere prontamente. Ha ricevuto un colpo. (4-0-4) al termine. Poi ci saranno al termine 2 interviste di rito a un giocatore del Sarzana e dello Scadiano. Intanto viene inquadrato Bruno Pizzul con la telecamera di ritorno della nostra regia. Qui siamo al 100% di tecnologia. Telecamera mobile. Ancora Lavagetti per Sarzana. Perroni. 4 minuti al termine dell'incontro. Perroni. Si scivola in pista. Ha perso la condizione anche Pistelli di dovere la pallina, ma la recupera. Toniacca, Uva, Perroni. Ora lo Scagnano getta e mischia tutte le risorse nel finale di tempo. Stefani, Uva, Barbieri. 3-15 al termine. Uva. Ancora Perroni sugli scudi, portiere rossonero. Pistelli. Colpisce involontariamente il direttore di gara Ferrari e c'è un 5 tra Pistelli e Ferrari. Lavagetti. (3-0-7) al termine, mentre Angeletti fa il dietroporta dalla parte opposta dell'oscilamento dell'attacco rossonero. Tanto Ferrari ha preso un colpo nel polpaccio e ne risente particolarmente. Una bella botta sul tiro di Pistelli, lancio di Pistelli. Ne ha fatte le spese il direttore di gara Viareggino Ferrari, che però anche se zoppica riprende l'incontro, anche se zoppica vistosamente. Pistelli in avanti, Angeletti perde la pallina, Uva. Siamo ai 2,55 al termine. Uva, Barbieri, Uva, Stefani, Barbieri, chiude Pistelli, poi va Toniacca, l'ex, è Pistelli che ha la meglio, chiude Tahiti, poi la pallina va a Toniacca da un rimbalzo, poi trova ancora Barbieri. Stefani alto sulla porta sarzanese, aveva prodotto un'azione bella lo Scandiano questa volta, a 3, conclusione però alta di Stefani, a 2,22 dal termine dell'incontro.
Ancora Perroni. Per Pistelli. Avanti lo Scandiano. Uva. Barbieri. Da fuori pericolosamente dalle parti di Alessio Perroni. Una bomba da fuori di Barbieri che nel primo tempo aveva trovato la rete del vantaggio. Angeletti. Tutto regolare. Tognacca 1,40 al termine. Qui dal Palatori. Tognacca. Stefani. Chiusa ora la formazione sardanese a difesa dell'esiguo vantaggio, ma importantissimo ai fini della gara. Poi tiro Perroni che è colpito, poi non arriva l'appuntamento Tognacca. Lavagetti da Angeletti, la tiene Sarzana. Angeletti. Poi lo Scandiano, Tognacca e Perroni. Si supera Alessio Perroni tra gli applaudi del pubblico di Fede Rossonera sulla botta sicura dell'ex Mirko Tognacca. A 56 secondi dal termine qui dal Palatori. Clamoroso. Dal Cibali di Catania, diceva Sandro Ciotti. Vicino al pareggio lo Scandiano. Barbieri. Uva, Barbieri. Grande Alessio Perroni con il guantone sulla botta sicura. La pallina balonzola pericolosamente nell'area rossonera. Ora lo Scandiano tutto in avanti. Ancora Alessio Perroni su Uva. Si è messo una pezza ancora il portiere rossonero. Uva perde la pallina. Lavagetti spreca. Angeletti. Porta vuota. Ha fatto uscire il portiere, gioca con i 5 uomini lo Scandiano. 2 secondi. E termina l'incontro. La vittoria va a Sarzana 3-2 in questa bellissima partita valida per la 17ª giornata del campionato di Serie 2, fase regolare, girone B. E termina l'incontro dal Palatori. Sarzana batte Scandiano 3-2. Buonasera. Per l'intervista.